C'est la vie. And when you're down, you will be high again, you see. Everything will turn out fine, cause c'est la vie. And in the end, the bottom line is c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. Parliamo sempre della dolce vita, del tempo che è stato l'Eris Bar, insomma è visibile a occhio nudo, e le foto di Rino Barilari, rigorosamente di Rino Barilari in bianco e nero. E non so immaginare quello che è stato all'epoca, insomma. Sì, è stata un'epoca che è passata bene. Di che cosa si parla? Buonasera. Buonasera, ben arrivata. Come sta? Bene? Pietro Lepore, il proprietario dell'Harris Bar, questa bellezza è una bellezza in assoluto. Giorgia Ferrero. Permettete, sono fra due bellezze. Beh, devo dire. Sì, no. Che salotto, ne parlavamo, insomma, però ho sentito perché qui siamo contornati di foto. Non possiamo avere segreti. Esatto. Ma oggi è l'angolo di Giorgia Ferrero, nasce a Savona. Sì. Cosa ricordi della tua infanzia? Ma dunque, io sono nata a Savona e poi ho vissuto in provincia, e in un paesino di 14.000 abitanti. Bello. Sì. E a 19-20 anni sono andata via per... Sai quanti la sognavano? Come si chiama il paesino, scusa? Caio Montenotte. Caio Montenotte. Giusto. Sì, un po' in collina, e è stata una bella infanzia. Poi ho studiato in Piemonte, scuola d'arte, e poi per gioco ero fidanzata con un fotografo. E sei volata a Milano? E sono volata a Milano dicendo a mia madre che sarei andata a fare una scuola di arredamento. Come si dice? Torno subito. Sì, di arredatrice di interni. E poi non l'ho mai frequentata neanche un giorno, perché cominciai un po' nella moda, a lavorare, a fare spot pubblicitari, e da lì è nata la mia passione per la recitazione. Certo, difficile tenere una figlia così. Ero abbastanza ribelle. Sai, secondo me quando ce l'hanno nel sangue non riesce a trattenerle certe cose. Vedi? Lei certamente ce l'ha nel sangue, perché Grazie. come si muove, come Si lavora, vede. si vede subito. I professionisti si vedono subito. Buongiorno, si vede dal mattino. Grazie. Quindi Milano, però poi ti sei spostata a Roma, quindi voglio sapere il tuo giudizio su Milano. Milano, allora, quegli anni sono stati 2 anni bellissimi, dal 2000 al 2002. È la prima volta che andavo in una grande città, quindi I tuoi erano sempre... i miei erano molto preoccupati, chiaramente. E di lì è nata poi la mia passione per la recitazione, tant'è che feci una scuola, un piccolo corso serale, però poi non ero, come dire, soddisfatta, volevo veramente fare questo mestiere. Sì, lei parla di corso serale, molto. Sì. Ha fatto il centro sperimentale di cinematografia a Roma. Ha parlato però di corso serale, vabbè. Quello era l'inizio. Allora, poi venni a Roma. Allora, al centro sperimentale io feci non feci proprio la scuola, Vabbè. però ho fatto un'altra accademia molto importante, durata 3 anni. E poi bei nomi Sì, come insegnanti. Sì, grandi, insomma, registi, ma anche un pedagogo importante, e anche venivano anche dall'estero i professori, per cui insegnanti tedeschi, insomma, è stata una bellissima esperienza. E poi ancora oggi continuo sempre a studiare con coach, quando devo lavorare, fare E provini. poi gli chiediamo del 2012. 2012 è stata un'esperienza, come dico io, unica e irripetibile, come lo sono tutte le esperienze. Irripetibile. Unica. È unica. Sì. La grande bellezza Sì. con Sorrentino. Com'è andata? Allora, feci 3 provini con lui, il primo un incontro, poi due provini, e quando mi ha detto che ero presa mi ricordo che sono uscita dalla produzione e iniziai a piangere, Si può dire il contrario, insomma. perché non ci credevo. Ero felicissima di lavorare con lui, era uno di quei registi, come dico io, sempre in cima alla mia lista, ed è un sogno che si è avverato, quindi è stato molto E a bello. casa lì a quel punto hanno detto vabbè, quando è andata via per un momento. E abbiamo oggi una premio Oscar. Ecco. Anche lei fa parte Un pezzettino. E poi Se permettete, un pezzettino siamo anche noi, perché una piccola scena non gira anche qui all'Elis Bar. È No. vero, è vero. La scena Questa- esterna
Questo è importante. molto importante. È vero. Sì. Ma Larry's Bar, vuoi o non Quindi vuoi? anche noi abbiamo un pizzo. allora condividete qualcosa. Esatto. Infatti parliamo di questo, parliamo delle Vuoi cose o non comuni. vuoi, Larry's Bar è sempre nelle cose più belle, a parte il cinema, ma ormai fa parte di Roma, la Roma più bella. Sì, è vero. E qua lo dicono tutti, chi viene, ci vediamo a Via Veneto parte con questa premessa. È vero. Ed è importante questo. Io per esempio sono 16 anni che vivo a Roma, sono residente qui e tutte le volte che passo da Via Veneto è come dire che io respiro quell'atmosfera che c'era una volta, quella della dolce vita, ma si respira ancora secondo me, Sì, è vero? è questo che forse vogliamo, insomma, perché le cose belle sono queste. È vero. Sì. Grazie. Allora, che bello. Grazie. È meraviglia. Tu il caffè? Scusate, Io il caffè. Io ho esagerato un po'. Quasi l'ora, Non l'avevamo visto, Non ho ma è mai- una meraviglia. Non ho pranzato, quindi a quest'ora Beh, allora Ai. è pure Beh. poco. Beh, cin cin anche col caffè. Sì. A Giorgia Ferrero. Giorgio Grazie. Ferrero si merita tutto. a Via Veneto, questa trasmissione Quello che ha fatto bellissima, e quello che grazie. verrà. Noi lanciamo un attimo di pubblicità così degustiamo anche e torniamo subito. Eccoci tornati e mi piace anche questo momento, che tu bevi il caffè e che si degusta. Beh, lo devo dire, qui è un'altra cosa, però continuiamo. La grande bellezza, però poi un posto al sole e un posto nella tua vita. Ah, sì. Sì. Io lo dico e però vorrei che fossi tu a raccontarlo. Mi fai anche sbagliare. No, allora, un posto al sole, anche questa è stata un'esperienza bellissima perché poi avevo anche un ruolo importante e tra l'altro spero di tornare presto. E poi lì quel giorno non doveva esserci quel regista. Brillano gli occhi. E invece, come si dice, no, le coincidenze non esistono. E lì ho incontrato il mio compagno attuale, che è un Che ho regista. coperta, non doveva esserci quel regista. Invece Non doveva c'era. girare lui quel giorno. E invece ha girato lui. Ha girato come lui. Come andai? Scusami, No, se lo vuoi è dire, destino. se lo vuoi dire, Sì, com'è sì, no. andata? Com'è No, andata? ma benissimo, tra l'altro abbiamo lavorato molto bene insieme, una volta finito il lavoro, non subito, però dopo 2 o 3 settimane c'è stato di nuovo questo, ci siamo scritti, riavvicinati, perché poi lui sta a Napoli, io sto a Roma. E... Ha infranto un po' di cuori in questo momento perché dice, vabbè, chissà, ora gli scrivo, No, però siamo contenti. sì. Le cose belle. È meraviglioso, vanno ma poi sentite, dai. si è accesa e quindi già abbiamo. Che cos'è per te? Che posto ha l'amore nella è tua vita? importante soprattutto oggi, perché magari tanti anni fa Questo è insomma non sono interessante. più una ragazzina e Beh, insomma. e tanti anni fa pensavo più al lavoro, pensavo no, prima c'è il lavoro, La prima c'è la carriera, carriera, subito. che c'è, chiaramente Beh. esiste ed è molto importante per me, però con lui ho trovato una famiglia, sì, proprio voglia di accasarmi, no? In qualche modo. E voglia di quindi- maternità? Quella c'è. Per il momento abbiamo 2 gatte, poi Beh, insomma. hanno iniziato Questo bene. sicuramente è il segno di maturazione dell'artista pure, insomma, prima Sì. il lavoro, poi le cose È importanti, vero. perché Tanti- nella vita c'è bisogno anche di famiglia, È di vero. calore umano. Poi soprattutto da quando è mancato mio papà, che è mancato 2 anni fa, e quindi questa cosa oggi è ancora più importante. Questi sono momenti che poi ti fanno scattare quella crescita, no? Esatto. Quindi Milano, Napoli, Roma, ci avviciniamo. Dice adesso Stai calmo, dove voli? insomma. Però ho sentito che poi prenderai a breve un aereo, quindi nel senso, questo è bello che hai formato, no? Sì. Credi che è lui allora?
è lui. Sì, speriamo, lo spero tanto, insomma. Un posto al sole cosa ti ha lasciato e cosa ti dà? Ma mi ha dato tanto, tra l'altro ho interpretato un personaggio, diciamo una cattiva, no, che è molto Questa diversa da faccia, me, dai. e quindi è stata una sfida, è stata una bella esperienza, veramente. Poi la serialità ti dà la possibilità di lavorare sul personaggio strada facendo, no? Mentre un film lo devi fare tutto insieme, no? Tutto in una volta. La serialità ogni volta puoi, come dire, no? Certo. Approfondire il personaggio, trovare nuove cose, che è la bellezza del mio lavoro. Lo ami il Io tuo amo lavoro, fare lo ami, ricerca, Ritengo sia molto più difficile fare la parte da cattiva Sì, che parte sì. la cosa. Pure Quindi, questo come dire, ho scoperto delle che cose ti di me forzi, che no? non sapevo, no? Ho Tipo, scoperto dei no, lati di dai. me, no, delle cose che certo. questo lavoro ti dà la possibilità di fare cose che nella vita non puoi fare. Di interpretare No? ruoli Puoi che cattivo, magari puoi uccidere, puoi trattare male gli altri, cose che magari nella vita devi stare un attimino attenta, ovviamente. Non No? è la stessa cosa. non è la stessa cosa. Esatto. E poi ho trovato delle amiche, degli amici che siamo tuttora molto legati. Qual è la città che ti ha regalato di più? Milano, perché ero molto giovane e andare da un paesino di provincia in una grande città dicevo wow, ho tutto il mondo nelle mie mani. Senti E il poi bisogno di ritornare in questo paesino di provincia ogni tanto? Sì, soprattutto adesso per mia mamma, per mia sorella, sì, ho grandi amici, anche là soprattutto un amico molto speciale, ci conosciamo da 20 anni, quindi e le radici sono importanti, Vero? sì. I valori. I valori, ma questa cosa l'ho scoperta sempre in questi anni. Beh, ma non le potevi scoprire a 18 anni, insomma, La vero? maturità È della vero, è persona vero. che con il tempo naturalmente è fatta fare la prima fase di giovinezza, io Sì, non parlo sì. mai da persona matura, e poi c'è quella fase che scopri i valori. È vero, è vero. Cominci a scoprire il calore della famiglia prima, Bravo, è vero. la famiglia che ti ha dato tanto e magari Tantissimo, ti senti mi hanno proprio il dovere sostenuto. di ricambiare, ecco, Sì. questo. E soprattutto appunto da quando è mancato mio papà sento la necessità proprio di stare di più con le persone che amo, perché il tempo passa, tu non ci sei, no, per la tua carriera. Beh, un po' di consapevolezza Quindi- pure, no? Sì. Consapevolezza, Lei, certo. pure lei, voglio dire, No, partito... vabbè, ma sono passi, sono tappe che tutti quanti abbiamo. Difficilmente sono poche le persone che o non hanno cuore, perché giusto, ben detto. se uno c'ha un po' di cuore, insomma, sono questi i valori poi alla Dice fine prima o che poi contano. c'è... È vero, è verissimo. Sì. Quindi si ritorna sempre lì, all'origine, Scoprire le radici. al compagno o la compagna di turno, o di turno, quella che sarà per tutta la vita, perché uno quando poi cerca di trovare una persona lo cerca per tutta la vita, non è lo cerca per un periodo di tempo. Sì, però adesso è troppo angelica questa Giorgia Ferrero. Un minuto solo, mi state confondendo. Allora, esiste l'invidia? Tanta, sì. Nel mio ambiente tantissimo. Le coltellate alle spalle, presente? Sì. Però per esempio io parlo per me, io sono una persona invece molto generosa. Cioè se ho un provino io lo passo alla mia amica, glielo Spiazzi. dico, no? Perché non mi piace questa energia, non mi piace l'invidia. Quindi cerchi un pochino di contrastarla. Sì, E il tuo- assolutamente. tutti lo abbiamo e non mi dire di no, perché adesso questo processo di maturazione, insomma, il tuo sogno nel cassetto, perché sempre c'è il sogno nel cassetto. Lo so, ce ne sono tanti. Dai, vai. Tanti. Ci sono tanti cassetti, Sì, tanti. Giusto? ogni cassetto è un sogno, quindi Allora, Dai. intanto mi piacerebbe tantissimo lavorare in Francia. Amo il cinema francese. Oggi la Francia in questo periodo va. Sì. E quindi vorrei anche spostarmi, riuscire, magari, riuscire a fare qualcosa in Francia. Sarà contento il tuo compagno. E poi mi piacerebbe riuscire a lavorare con Marco Bellocchio. Beh, Mi piacerebbe Beh, tantissimo. bella Io lo figura. incontrai tipo 12 anni fa. Feci un incontro con lui, un provino, poi non fui presa, ma fu bellissimo il nostro incontro. E quindi, però lavorativamente non l'ho mai più incontrato. Quindi però il questo- messaggio gli sta arrivando. Speriamo. E
il ruolo che non hai ancora interpretato e che vorresti Che deve ancora arrivare. che deve ancora arrivare. Allora, vorrei interpretare Camille Claudel, quella scrittrice. Sì. Una cosa semplice. Semplice. Sì, una scrittrice che vuoi fare? Oppure Colette, cioè quelle donne che comunque hanno lasciato un segno, anche femministe, queste donne di carattere. Questa è la personalità della grande attrice, che non ha paura di niente e si vuole sempre mettere in gioco. Beh, sarebbe una È grande vero. sfida. Sarebbe una grande È sfida. una grande sfida, ma tutti i grandi personaggi hanno bisogno sempre di mettersi in gioco, quindi le grandi sfide ben vengano. E ti auguro Speriamo. di riuscire nei tuoi sogni, nelle tue realtà poi, che si Grazie, trasformino in speriamo. realtà. Chiudiamo così? Giorgia Ferrero. A voi, ci vediamo a Via Veneto. Chiediamo più Grazie. Grazie. Grazie mille. Grazie. C'est la vie. And when you feel your heart is broken, c'est la vie.